Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato Maurizio Antonini, direttore della CIA Padova questa volta. Eccoci qua insieme. Buon anno, direttore. Buon anno a lei e buon anno a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Allora, c'è tanto da dire e tanto da raccontare nel settore agricolo, l'avrete visto anche se voi seguite le notizie nei telegiornali o comunque in generale, tanti temi all'ordine del giorno. Noi incominciamo, dopo affronteremo anche quello del Mercosur, per il quale ci hanno scritto alcuni dei nostri telespettatori, abbiamo cercato di approfondirlo anche con degli esperti di diritto, ma per quel che riguarda l'ambito caseario, adesso lo vedremo, agricolo, lo vedremo con il nostro ospite. Io vorrei però incominciare dal problema lattiero-caseario, ovvero una crisi di cui abbiamo letto parecchio, di sovrapproduzione. È mai possibile? Cosa sta succedendo e quindi come fanno a sopravvivere i proprietari di queste enormi stalle dove il prezzo del latte a questo punto rischia di essere messo in discussione dopo lunghe lotte per cercare di alzarlo? Ora, il settore è sempre stato un settore strategico per il Veneto. Ricordo che il 60% del latte prodotto del Veneto viene utilizzato per i formaggi di grande qualità, l'Asiago, il Grana Padano, il Montasio, e quindi prodotti di alta qualità, aziende molto specializzate che negli ultimi anni hanno fatto grossi investimenti. Stiamo parlando di 2800 aziende nel Veneto, quindi un numero importantissimo, che oggi si trovano in difficoltà perché? Perché il latte viene pagato meno. Però attenzione, a noi agricoltori il costo della produzione del latte, per produrre un litro di latte, costa 50 centesimi. Nel momento in cui andiamo sotto questa quindi nel momento in cui noi andiamo sotto questa soglia, l'azienda va in difficoltà. E ricordiamoci che l'azienda, avendo fatto investimenti, deve pagare i mutui, deve pagare i finanziamenti della banca e quant'altro, e quindi dobbiamo supportare tutto questo. Oggi c'è una situazione di un mercato che va in quella direzione, va in direzione di una gravità, tra l'altro molto importante dal Covid ad oggi, che vede una riduzione importante nel pagamento del latte e soprattutto del latte spot, che si aggira intorno ai 25 centesimi. Cosa vuol dire latte spot? Latte spot è tutto quel latte che viene prodotto fuori da un mercato e soprattutto fuori da contratti sottoscritti, quindi è un latte, diciamo, quello che troviamo sostanzialmente anche nella vendita diretta e quant'altro, e non è il latte trasformato e quindi oggi utilizzato per questo. E quindi su questo andiamo in difficoltà ovviamente, e tra l'altro l'importazione del latte, che oggi si aggira intorno ai 35 centesimi, va nella direzione diversa rispetto a quello che noi oggi diciamo. E quindi noi abbiamo aziende molto specializzate che producono latte di grande qualità e che non viene pagato nel prezzo corretto. Quindi è una situazione difficile. Come si può intervenire in questa maniera? Scusi, due cose prima che vada avanti. Di grande qualità cosa vuol dire? Perché da dove viene la grande qualità? Perché uno dice, ma perché la nostra è grande qualità, quello austriaco non lo è, anziché quello, non lo so, che viene da un altro paese? Beh, intanto guardiamo il nostro latte, le nostre aziende subiscono circa 35 controlli all'anno sulla qualità e sulla salubrità del latte. E poi produciamo un latte talmente buono che producono formaggi molto esaltanti, il Grana Padano, per dire l'Asiago, per dire il Montasio, quindi questo è un latte di grande qualità. E poi basta girare le nostre campagne, basta girare sul destra Brenta per vedere i grandi prati e per vedere tutto quel prodotto, materie prime importanti che vengono dati agli animali, che vengono dati ai bovini, e quindi la qualità si misura su questo e sulla salubrità e salubrità degli animali, e l'altra grande qualità è questo. E quindi le nostre aziende investono molto, ma investono in un sistema circolare a 360 gradi, sia per quanto riguarda la salubrità del prodotto, ma soprattutto anche per il benessere degli animali, quindi è l'altro aspetto importante che noi oggi interveniamo. Dicevo, come si può intervenire oggi su una situazione di questo tipo? Due sono gli interventi. Il primo è una grande promozione che si deve fare a livello ministeriale. Oggi dobbiamo produrre, ma dobbiamo promuovere il latte italiano. La seconda, nel momento in cui c'è una crisi, dobbiamo aprire un fondo per la crisi, e quindi dobbiamo a livello ministeriale intervenire con un fondo specifico per le aziende agricole che oggi si trovano nelle difficoltà economiche di dare finanziabilità alle nostre aziende. Ecco, perché è stato richiesto di produrre meno latte? Perché ce n'è una sovrapproduzione, giusto? Beh, guardi, oggi cosa è stato richiesto da parte della distribuzione, da parte dei trasformatori, che tra l'altro sono, diciamo,
elementi importanti per noi e quindi sono interlocutori determinanti per noi, non sono la controparte. Loro ti dicono: guarda, noi dobbiamo produrre meno e quindi per produrre meno tu azienda devi produrre meno latte, ma qui non stiamo di fronte a una macchina in cui si gira l'interruttore e si chiude il rubinetto, qui siamo di fronte alle aziende agricole, a dei bovini che producono per 305 giorni all'anno latte di grande qualità, e quindi oggi dobbiamo fare anche delle visitazioni e delle riutilizzazioni anche strutturali all'interno delle aziende agricole. Lo facciamo, certo, lo faremo, ma ci vuole tempo per fare tutto questo, non possiamo fare dall'oggi al domani, certo. Dall'oggi al domani non dobbiamo uccidere le vacche da latte perché non possiamo più produrre latte. Ecco, questo è l'aspetto che deve essere compreso dai nostri consumatori. Come mai c'è stata questa sovrapproduzione? Cioè perché si è immesso del latte, è entrato in commercio in utilizzo del latte estero, perché si dice anche che ci sia una minor domanda da parte del consumatore di prodotti lattiero-caseari? Sicuramente c'è anche una minor domanda, ovviamente, perché poi non si spiega tutto questo chiaramente, quindi sicuramente anche l'uso del latte che si fa nell'alimentazione normale viene meno, sicuramente anche questo può essere inciso. È inciso anche le importazioni dall'estero, e quindi quando dicevo che importiamo latte a 35 centesimi, noi a 35 centesimi siamo caput, e quindi noi non possiamo lavorare con quelle cifre, dobbiamo lavorare con latte di qualità, ma su questo dobbiamo intervenire anche a livello ministeriale. Però il consumatore finale poi si trova che comunque il latte, un litro di latte, un attimo solo che leggo un messaggio, sono dell'altopiano e noi conferiamo in cooperativa e per adesso non vedo problemi gravi, ma so che è calata la domanda, bisogna fare informazione sui cittadini e far capire che il latte e i formaggi fanno bene. Sì, ha perfettamente ragione il nostro telespettatore, è proprio così. Noi dobbiamo fare una grossa attività di promozione. La promozione dei nostri formaggi, soprattutto dell'Asiago, dell'altopiano di Asiago, qui, non stiamo qui a valorizzare quel territorio, valorizzare quello, perché da solo se lo valorizza. Però si è parlato tanto che i prodotti, nella dieta bisogna mangiare meno grassi animali, che bisogna ridurre, e quindi le persone a questo punto hanno assimilato. E poi ci sono le intolleranze, sto pensando anche questa. Sì, ma può essere anche questo, però voglio dire, dobbiamo dare la giusta informazione, quindi la giusta promozione e informazione per quanto riguarda il nostro latte, ma per quanto riguarda i nostri prodotti agricoli, i nostri prodotti di grande qualità. E stavo dicendo, se un litro di latte alla grande distribuzione, comunque che sia latte fresco, non lo paghi meno di 1,30 €, 1,50 €, 1,60 €, a volte 1,80 € anche di più. Il rincaro è tanto, cioè una volta massimo si pagava 1 euro. Il consumatore ha visto un rincaro nel brevissimo periodo notevolissimo, per cui sono anche i due conti certo, la signora Maria guarda perfettamente questo, diciamo sempre, dobbiamo sempre controllare l'etichetta e soprattutto guardare che il prodotto sia italiano. A volte si guarda i soldi che si ha in tasca, e quindi quando si va al supermercato e si va nella grande distribuzione, nel caso specifico, si guarda anche l'aspetto economico, e quindi anche su quello si deve intervenire. Perché chi ha due figli, un litro di latte però al giorno, dobbiamo capire, però questo è un altro aspetto determinante per far capire ai consumatori che dare valore al prodotto italiano vuol dire dare valore agli agricoltori, e questo è l'altro importante punto di riferimento che noi dobbiamo, e soprattutto il latte italiano, un latte di grande qualità, ma soprattutto di grande controllo. 35 controlli all'anno fanno le nostre aziende, quindi per dare sempre un latte estremamente capace, forte ed economico. E per capire che è latte italiano del territorio deve essere scritto prodotto, perché ecco, era sulla questione dell'etichettatura abbiamo fatto tantissime manifestazioni e riusciamo a fare quello che riusciamo a fare. Si dovrebbe scrivere questo, a volte si scrive prodotto italiano, però prodotto italiano è anche un prodotto che viene importato, viene lavorato in Italia e a quel punto diventa prodotto italiano, quindi ecco, su questo è l'origine di quel prodotto che a noi ci interessa maggiormente. Bisogna stare attenti anche a questo, effettivamente. E allora su questo c'è una trattativa per ottenere dei benefici e dei vantaggi, perché altrimenti il rischio è? Il rischio è delle chiusure, ovviamente. Mamma mia. Chiaramente, perché altrimenti, voglio dire, non possiamo oggi pensare che sia tutto in capo agli agricoltori. Gli agricoltori resistono, cercano di riorganizzare le proprie aziende, ovviamente, però è una difficoltà economica importante. Allora, in una situazione di crisi si deve intervenire con situazioni eccezionali, e quindi con fondo crisi questo dobbiamo fare. Allora noi non vogliamo
percepire contributi a contributi al 100%, noi vogliamo finanziamenti che poi verranno anche restituiti ovviamente nel momento in cui c'è un mercato adeguato, però i finanziamenti sono importanti per far sopravvivere le nostre aziende. Direttore, due parole, una dichiarazione sul Mercosur, perché a questo punto, visto che parliamo di prodotti elaborati, esportazione, importazione, sovrapproduzione dovuta al fatto che comunque ci arriva tanto latte dall'estero, adesso poi si aprono i mercati con questo accordo, quando diventerà operativo, perché attenzione, siamo arrivati a una fase importante, però poi ci deve essere l'approvazione definitiva e l'attuazione, no? Cosa siete contenti al punto in cui siamo arrivati? Vi va bene? Guardi, noi agricoltori italiani insieme con le altre organizzazioni quindi insieme agli insieme altri. con tutti gli agricoltori europei siamo andati a Bruxelles a manifestare non più di un mese fa contro il Mercosur, perché oggi le regole che vengono dettate da quel trattato a noi non ci piacciono. Noi dobbiamo garantire i nostri prodotti. Per garantire i nostri prodotti dobbiamo introdurre un elemento importante che è la reciprocità. Cosa vuol dire reciprocità? Vuol dire che tu utilizzi quei prodotti o fai quel prodotto agricolo alle stesse regole mie, perché altrimenti andiamo fuori mercato. Guardi, parliamo dello zucchero, che probabilmente è una situazione difficile per noi, soprattutto nel Veneto, 6.500 ettari, più di 1.000 aziende zuccherifici che fanno barbabietola da zucchero. Noi importeremo zucchero dai paesi appunto dell'America Latina, ma importeremo zucchero dalla canna da zucchero, non dalla barbabietola, e sulla canna da zucchero oggi quel prodotto può essere utilizzato, la canna da zucchero può essere fatto un trattamento con 10 prodotti fitosanitari che da noi sono già esclusi da più di 10 anni, quindi con regole diverse. Noi non possiamo importare prodotto di quel tipo là con regole diverse rispetto alle nostre, quindi ci deve essere la reciprocità dei nostri prodotti. Io utilizzo determinati prodotti, faccio determinati prodotti con determinate garanzie, con determinate regole, che le stesse regole devono essere rispettate anche dagli altri che io importo prodotti. Oggi questo non abbiamo la garanzia e quindi su questo dobbiamo trovare il modo per intervenire in maniera corretta. Ma perché noi comunque non produciamo zucchero da barbabietola in modo sufficiente? Leggo il messaggio, anzi, perché in Italia gli agricoltori temono così tanto questo accordo? Più liberalizzazioni ci sono, più possibilità di business reciproche si possono creare per tutti o no? Giovanni da Pionca. Sì Giovanni, sono d'accordo, nel senso che gli accordi commerciali vanno benissimo, tra l'altro per noi in agricoltura vuol dire esportare formaggio, esportare vino, infatti. E quindi sicuramente poi c'è la tutela di un sacco di 57 DOP e DOC, di OCG. Sì, ma sicuramente può essere interessante, però dobbiamo garantire anche l'agricoltura italiana, dobbiamo garantire anche i prodotti italiani e lo dobbiamo garantire con queste regole. Quindi sicuramente sì, gli accordi vanno fatti, gli accordi commerciali devono essere fatti, però mantenendo le regole che determinano il fatto che io produco un prodotto con le stesse regole in cui importo quel prodotto, perché altrimenti andiamo fuori mercato. Ma se anche vengono poste le regole, proprio domanda fulminante, e i controlli ci sono? Perché poi questo è l'altro aspetto, cioè noi dobbiamo batterci perché i controlli siano fatti e nel momento in cui un controllo risulta positivo, nel senso che determina il fatto che quella regola non viene rispettata, viene bloccato quel prodotto. No, oggi queste garanzie non ce le abbiamo, quindi dobbiamo mettere in campo quelle garanzie che determinano questi elementi determinanti per valorizzare i nostri prodotti. Assolutamente. Allora torniamo su questi temi, poi ricorderemo anche un altro aspetto rilevante in cui emergono altri punti importanti da affrontare tra poco, dopo la pubblicità, quindi continuate a restare con noi.